I carabinieri del nucleo radiomobile di Cividale, del reparto operativo di Udine, hanno arrestato in flagranza un giovane straniero incensurato, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un anziano. I militari dell'Arma, sospettiti della presenza nell'area del Cividalese, in una zona isolata, di una berlina con targa straniera, hanno iniziato a seguirla. Dopo alcune ore di pedinamento, l'auto, condotta dal giovane, prima ha valicato la Marca Trevigiana e successivamente ha raggiunto un paesino alle porte di Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. Qui il giovane ha ricevuto da un 89enne un sacchetto di plastica lanciato dalla finestra dell'abitazione. Immediatamente il blitz da parte dei militari, che hanno bloccato il ragazzo. All'interno del sacchetto sono stati rinvenuti circa 21.000 euro in contanti. L'immediata perquisizione estesa all'auto ha permesso di recuperare altri 1.200 euro, alcuni monili in oro e 5 smartphone con all'interno altrettante schede SIM. L'89enne ha spiegato di aver consegnato la somma in quanto poco prima aveva ricevuto una telefonata da una voce femminile che, spacciandosi per la figlia, riferiva di essere rimasta coinvolta in un incidente in cui aveva ucciso una persona, chiedeva di consegnare all'incaricato delle forze di polizia in borghese tutto il denaro che aveva in casa per non farsi arrestare e convinceva l'anziano a gettare il denaro dalla finestra al truffatore, giunto qualche secondo dopo. Il contante è stato restituito al legittimo proprietario. Dopo le pratiche di rito, lo straniero è stato tradotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.